Sono 7 partite prima del tramonto della stagione, amici di Directa Sport, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Quello che vedete è il comunale pronto ad ospitare Coghinas Macomerese, tappa numero 28 del girone B del campionato di promozione. Criado. Lui a servire Radovanovic, prova ad uscire dai blocchi per giocare questo pallone, Vidili però lo brucia sul tempo, poi buon lavoro di Cigliano che lancia nello spazio questo pallone, Irde vince il primo contrasto, poi si lancia verso l'area di rigore e calcia anche col sinistro. Ecco la battuta dentro, il colpo di testa sull'incrocio dei pali, stampato da Cigliano. Che occasione per la Macomerese. Va Criado, un tiro in porta, la barriera però non si apre, la palla arriva dalle parti di Olmetto che si coordina. Bella botta mancina volante del numero 3, la palla va fuori di 1 metro. Guida lui questo pallone. Vidili passa anche col rimpallo, Vidili gran giocata, Vidili col sinistro, Perez chiude ancora molto bene il primo palo, salva il Coghinas. Tugulu serve bene per Criado, c'è spazio per andare da Burrelli, è partito in posizione regolare, Burrelli contro carta, Burrelli il pallonetto, traversa poi Radovanovic, stappa la partita il Coghinas, Predrag Radovanovic, 1-0. Vediamo se crossa Santiago Mateucci. No, è un tiro diretto verso la porta. La palla che scheggia la traversa e va fuori. Mateucci in anticipo su Cigliano. La palla arriva ancora dalle parti di Bianco che passa col dribbling e mette dentro. Tocco di Giacchero. Carta di prima, la palla però è docile per Mateucci che può puntare. Occhio a Mateucci, mette palla sul sinistro, cerca luce per calciare, alla fine ci prova. Palla fuori di poco. Campo però, è momento di tornare a giocare. Mateucci, dentro il pallone verso Burrelli. Ha raddoppiato il Coghinas, palla perfetta di Santiago Mateucci che pesca uno fra Burrelli e Paganelli. Irde, occhio perché c'è spazio per puntare, Irde pensa anche al destro, lo lascia partire, Perez lo aspetta lì. E no, non ricomincia nemmeno, fischia 3 volte Roberto De Murtas, finisce qui, vince il Coghinas, vince 2-0, bastano i gol di Radovanovic e Augusto Paganelli.